Nella prima giornata di campionato il Taranto, come ampiamente previsto, cade in casa contro la Juve Stabia, che mortifica la giovane formazione rossoblù con il risultato di 4-0. Irrobustita dagli arrivi dei nuovi difensori Bracco e Maddè, la Beretti del Taranto, con il tradizionale completo rossoblù, affronta la temibile Juve Stabia, accreditata per un campionato di vertice, seguita per l'occasione da circa 200 sostenitori campani. La prima azione però è del Taranto, con Mignogna che si guadagna un calcio d'angolo, rimasto però senza esiti positivi. A fare la partita è ovviamente la Juve Stabia, in virtù del maggior tasso tecnico e di una maggiore esperienza dei gialloblu stiabiesi, e il campanello di allarme suona per il Taranto al 12° minuto, con questo contatto in aria rossoblù tra il portiere Fischetti e l'attaccante Ambrosi, sul quale l'arbitro sorvola. Ma il gol è nell'aria e giunge al 16° minuto su azione ospite Castaldo Ambrosi, che fulmina il giovane portiere tarantino, portando in vantaggio la Juve Stabia. Il Taranto accusa il colpo e rischia il raddoppio 5 minuti dopo, con Castaldo che spreca malamente da buona posizione. Al 22° la Juve Stabia resta in 10 uomini per l'espulsione di Di Domenico, per somma di ammonizione dopo il secondo fallo ai danni del tarantino Mignogna. La conseguente punizione dello stesso Mignogna viene messa in calcio d'angolo dal portiere avversario, non senza affanni. Il raddoppio per gli ospiti però giunge al 35°, ancora il bomber Ambrosi sugli sviluppi di un calcio d'angolo e assist di testa di Di Napoli per Ambrosi, che da sottomisura non sbaglia il 2-0. I ragazzi del Taranto mettono in campo tanta buona volontà e generosità, non gratificata dal colpo di testa dell'avanzato Calzarano parato sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ma prima del riposo la Juve Stabia realizza il 3-0 con Delle Vedove, grazie ad un pallonetto siderale che punisce un troppo avanzato portiere Fischetti. In avvio di ripresa la Juve Stabia si presenta con Esposito al posto di un nervoso Ambrosi e con Ruzzitto per Andreuli. Nel Taranto, dopo 5 minuti, Dionisio rileva San Germano, ma il 4-0 è cosa fatta subito dopo con una conclusione di Capitan Ruffini sotto la traversa. Nel Taranto vale la pena segnalare una bella azione di Mignogna al 17° e 2 minuti dopo la buona sorte non aiuta D'Armento, che viene ribattuto in calcio d'angolo. La Juve Stabia amministra il corposo vantaggio senza infierire sul Taranto ed i suoi ragazzi, che non meritano certe umiliazioni determinate da una gestione societaria a dir poco scellerata. E prima del fischio finale il giovane tarantino Albano non inquadra lo specchio della porta avversaria. 4-0 il finale per la Juve Stabia e nessuna prospettiva a breve per il Taranto, in costante agonia societaria. A tal proposito ascoltiamo il presidente Stanzione, chiamato a rispondere alla proposta di acquisto del gruppo rappresentato dal dottor Adamo Gentile. Presidente Stanzione, come giudica la proposta di acquisto formalizzata nei giorni scorsi da Adamo? Della partita io sono pronto a rispondere, delle altre cose siete a conoscenza e non rispondo. Almeno un commento sulla proposta. Non c'è da commentare nulla, ci sono delle richieste che dovremo esaudire. Sulla partita invece il suo commento qual è? Sulla partita invece sono encomiabili sicuramente i ragazzi, non potevamo aspettarci nulla di diverso. Forse se fossimo riusciti ad avere il visto di esecutività da parte del portiere signorile, può darsi che avremmo incassato qualche gol in meno, quindi sarebbe stata una partita molto più decente. In settimana potrebbe cambiare qualcosa? Certamente cambierà qualcosa in settimana. Nuovi arrivi sono in vista? Sicuramente. Per coprire quali ruoli? Vedremo quello che potremo prendere, c'è da coprire tutto, dall'allenatore ai giocatori, quindi vedremo chi è disponibile a venire a Taranto. A queste condizioni? Naturalmente a queste condizioni. Per domenica con che spirito si andrà a Castel di Sangro? Dipenderà da quelli che saranno i rinforzi, da quello che sarà il materiale a disposizione, ci giocheremo un'altra partita nella speranza che qualche punticino potremo prenderla. Non sarebbe opportuno cominciare a perdere quindi tutte le partite, almeno le partite che si prevedono che si possa fare
nell'attesa della sistemazione societaria, nell'attesa della sistemazione di tutta la squadra. Per concludere, un giudizio sul pubblico: è tornato, anche se non numeroso, a tifare, un buon segno? Da quello che avevo sentito e letto dai giornali mi aspettavo un pubblico che dava la speranza al futuro del Taranto, ma diciamo comunque 1156 persone sono pochine per Taranto.